Eccoci dalla cabina di commento Stefano Testoni e Udino Baggio per raccontarvi tra pochi istanti, mentre li vedete già inquadrati, i giocatori del Verona che saranno esposti qui dell'Antenneo Sport Padova nella sfida che assegnerà la finale di Supercoppa di C1 2023-2024 tra le due regine dello scorso anno. Veronesi intanto sul punto di battuta per dare il là a questa Supercoppa, manovrare il primo pallone, ricordiamo come tanta c'è qualità in campo. Attenzione al tiro da fuori, poi sotto porta 5 del capitano Francesco De Vio, usato l'esperienza, intanto recupera il pallone il numero 7 al tiro, poi di Tozzi. Poco fa ammonito dell'Antenore Paolino Cabral, ha segnato una doppietta, poi alla fine la partita finì 5-4 per il team in rimonta. Per Campana, la para oggi. Ha fatto solo colazione finora. Lo zuppo di cipolle. Non so se si sente qui, bravissimo! C'è Domenico Cinquino, maglia numero 10 sul punto di battuta. Il fischio, vediamo se Cinquino va a cacciare direttamente, così ma trova sulla riga di porta, proprio tutti va il vantaggio di Paolino Cabral che sotto porta al primo vero fondo, mette la freccia Antenneo Sport Padova, avanti 1-0. Attaccava di più il Verona, aveva creato qualche occasione, però intanto qua Samagna se beve. c'è il profumino, sì. Scodellate la palla per Campana che svirgola il pallone, ballerina esce, ancora Campana. Era andato a pressare il numero 1 in maglia rossa. Fantasia intanto, ruba palla a Cabral, poi la regala a Griglietto, Campana! Sinistro! Ciarmi, a pedate nel culo, ma non può. Almeno spero. Rizzi intanto, torniamo in cronaca con Rizzi che va sul fondo, il destro. Si affronteranno di nuovo le due squadre, quindi un'andata di giocata per la Torre, buona giocata, c'è Menegazzo, Bonin ancora per Menegazzo, poi la palla aperta Gagliano, Menegazzo va sul fondo, mette in mezzo un pallone e poi il pareggio sotto porta di Gagliano, mi sembra sì, è stato di Gagliano, quindi 1-1 Maxim Gagliano, il 7 veronese a 9:46, rimette le cose in parità per lo spettacolo e per quanto visto risultato giusto. Il risultato giusto, riceve il pallone sulla riga di metà campo, poi scavalca la stessa con De Vivo che cerca la giocata, va a Tare numero 11, sono tutti per Tare, c'è il caos e poi nonostante la tripla mancatura ora però la palla viene persa dal 7 Bianco Scudato, la prende di nuovo, la ritirano a Cesari che si prende lo spazio, palla per Cabral e con la fa. Qui nel traversone messo in mezzo da Rizzi. Campana lo scambio con attenzione Campana ed è bravissimo Luigi Di Fazio che può far ripartire il gioco di suoi con un rilancio lungo verso il numero 17 che va a calciare. Cercava un pallone mobile Cabral, poi in mezzo al campo se lo prende, va via, fermato Dalla Valle che in scivolata non riesce a prenderlo, ma se devono prendersi si la prendono tra di loro. Poi attenzione qui c'era veramente il fallo, risposta di Ballarin, deve giocare a secondi di gioco la rincorsa con Tozzi che va a scaricare il pallone direttamente però adesso a Ballarin, può ripartire la Rizzi, un 2 contro 2, si va a vedere l'altro, Rizzi e c'è il palo, poi per la ancora lì la parata, ancora possesso palla dell'Antenore, vedremo se andrà a giocare Cabral in avanti, perde il pallone, attenzione al recupero, un contropiede con il numero 7 Gagliano che passa per Dalla Valle, Gagliano, il palo! Antenore però fa del possesso palla una delle sue migliori qualità, tanto palla in fondo per Locrati che Azione su cui ci va il numero 15 Cesari. Il tiro di Cesari non dice di no e poi deviazione Melli, ampliamo momento bel Facchi. Rizzi ci mette il corpo, Campana per Ciurnelli che si gira con la Campana, calcio di rigore, punizione intanto, Campana si fa toccare il pallone, lo lascia lì il tiro, i pali ancora Nazzari, sta seguendo il cambio perché anche da questa situazione difficoltà di un cambio, attenzione però al numero 6 del Verona che calcia, se una delle due saprà dare ordine al gioco dei suoi. Sì, questi attenzione all'errore di Campana, c'è l'errore chiaro di Balla. 12-16, comunque non mancano le emozioni. Corno già battuto, il pallone sta lì fuori. Il numero 3 Locrati non riesce a tenere il pallone, non utilizzato ancora in questo secondo tempo. Attenzione Campana, il capitano si prende il pallone, si mangia il campo e la spinge dentro. 2-1 Verona, la ribalta, la squadra di Carlo Giorgio.
e Verona è entrato in campo un atteggiamento diverso nel secondo tempo, una serie di occasioni come questa, 1-2 bellissimo con Campana che si ritrova solo di fuori proprio mentre è arrivato il gol, non è ancora stato utilizzato da mister Rozzato, il numero 7 Cabral. Che va via bene Gagliano, il tiro e ancora Ballarin, ma c'è il fallo e c'è anche il giallo per Cesari. Terzo fallo Antenore. Sì, Cesari che non si lamenta, accetta la decisione dell'arbitro. Sa che l'ha combinata, lo rivediamo. Eh sì, è andato tempo. Angolo al limite di 4 secondi, qui bravo Fantasia, il tiro! Un time out magari. Ma secondo me mister Rozzato di suo se lo tiene sempre in mano, pronto a chiamarlo all'ultimo. Intanto attenzione il pareggio di Capitan De Vivo che sbuca in mezzo a un'area desolata, quella veronese, e trova il pari con il Capì sul secondo palo. 10-9, 2-2. E lo sappiamo, questo sport regala sempre. In difesa dell'Antenore, ma Cesari appione il pallone al numero 7 Gagliano, cerca di fare partire la torre che va via veloce, lo prende il pallone Cesari e bravissimo Menona. Campana lascia proprio a Gagliano lo schema, il pallone che resta lì, palla fuori e poi Muniti invece è il Verona che potrebbe sfruttarla ora. Sì, al prossimo con tiro 5 libero, falli. attenzione al giro di Gagliano, ancora Verona, esce qualche problemino, forse tanto il tiro, bravo Ballarin, palla che resta di Gagliano, fermato Gagliano, ancora fermato! Il giocatore Alessandro Guariento, premiato ieri come MVP della Mestre Fenice, il giovane che da Pressana tutti i giorni si prende il treno per andare in quel di Mestre. Attenzione però alla conclusione della Verona, giocare il Giornelli e Vivo prova a cacciare dalla distanza il pallone che resta lì, la sirena che manda le squadre supplementari. Intanto arrivano anche i tifosi da Mestre e da Vicenza, del Corso Marziano, più bravo, 3 minuti e mezzo con la ripartenza di Tozzi ancora, va sul fondo Tozzi, calcia e Ballarin Supplementare. Cabral, intanto recupera il pallone, un possibile 3 contro 2 palla per il numero 11 che viene per affermare. Abbiamo visto anche 2 contro 0 in questi giorni sbagliati. Attenzione, palla ancora per Cabral che si ritrova sotto al piede, continua a girare il pallone alla formazione di mister Rozzato, il tiro poi la parata. Probabilmente non l'ha visto De Vivo. Cabral, il tiro, ancora gira, spara avanti per Gagliano che viene anticipato, recupera la palla Cabral se la porta sul sinistro e ancora Nardo che abbiamo sentito in apertura di partita, protagonista con il rigore intanto palla in C, gira Fantasia, resta il pallone e ancora Ballarin che esula Tozzi, ancora lì il pallone, che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che batte piano piano, stringini forte, riparte Rizzi contropiede sbagliato, non c'era altro passaggio, allora siamo dall'altra parte, 10 secondi alla fine, Totti per Fantasia che sbaglia sotto porta, a cacciare lontano i rigori, decreteranno la vincitrice di questa Supercoppa del... C'è Gagliano subito contro Ballarin. Tante volte in vita, sì. Gagliano, la rincorsa, il tiro, il gol, dunque va avanti sul suo cartellino, attenzione De Vivo, il gol, no è Nazzari, Alessandro Nazzari, ha cambiato? Sì, perché ha detto vai Ale, attenzione Ciurnelli, il tiro, il gol, esulta, il numero 12 Nazzari, chiedo scusa a Nazzari per il primo rigore, Menon tra i pali, va Sistema con cura il pallone, il numero 10. Cinquino, la rincorsa di Cinquino, il tiro di sinistro, Fantasia, la rincorsa, il tiro sotto le gambe, anche qui l'avevo intuito, Anche lui sul sinistro. Rizzi con il mancino, calcia potente, c'è La tocca ma non può nulla per il pallone. Dalla valle, la rincorsa, il destro, il tiro spiazzato, il portiere Perfetto, quasi a baciare il palo. è bollente, che poi il portiere comunque grande che ti copre, la porta è piccola, aspettiamo il fischio del signor Nori. Cesari, il tiro, il palo di Cesari, tutti a mandare sguardi ad Alessandro Nazzari, la rincorsa di Campana, il tiro e la risposta di Nazzari.
incredibile, vivo i suoi. Locrati il destro, importantissimo il tiro, il gol che ripareggia i conti, si va allora ad oltranza. Sinistro di Bella Facchi, il veronese apre la rincorsa, il tiro centrale, parte brivido, il destro di Grieco contro Di Fazio, rincorsa lunga di Grieco, 1, 2, 3, 4, 5 passi, il tiro e il Verona conquista la Supercoppa del Veneto di Cimino sulla paratona di Fazio, che è anche il nostro MVP. Sì, finale alla fine decisa da un episodio. Bello l'abbraccio tra i due portieri, sorrisi a 45 denti giustamente da parte del Verona, anche l'MVP con la carta di Lopez in mano festeggia il Verona, e rivediamo ancora tutti in gruppo a saltare e gioire per questa finale sofferta, combattuta e voluta, alla fine è arrivata.